Gentili amici ed amiche in ascolto, ben ritrovati, un saluto da Claudio Costanzo. Migra al Garden Sport il Pistulina per la 10ª giornata del campionato di eccellenza siciliana, quella che l'ha vista opporsi al Ladrano Calcio, formazione etnea che ha appena una lunghezza di vantaggio sui fanalini di coda Città di Ragusa e Real Aci, classifica che però non rende giustizia ai ragazzi di Mister Cataffo, che nelle ultime 2 uscite sono riusciti a fermare al palo rispettivamente Città di Scordia e Biancavilla. Si è interrotta invece al regionale di Giarri la serie di risultati utili consecutivi per i ragazzi di Mister Raciti, che dopo un pesante passivo di 4-0 devono tornare a fare punti pesanti in casa. Sceglie il solito 4-1-4-1 per disegnare il suo Pistulina Mister Raciti, con Vitale tra i pali, Napoli e Caldore sugli esterni della linea difensiva. Kiglan e Puzzone agiranno centrali, davanti a loro Ardiri e Silla, sugli esterni Minissale e Lo Giudice, con Ancione accanto a Garte. Risponde Ladrano con Tarasce dei pali, 2 Mascali, 3 Tuccio, 4 Spitalieri, 6 D'Arrigo, 7 Di Marco, 8 Gallo, 9 Petrullo, 10 Giuffrida, 11 Sant'Angelo. Si rendono subito pericolosi gli ospiti con questo tentativo di Petrullo, che però non crea grossi grattacapi a Vitale. In questo avvio di gara però è sicuramente la formazione etnea a creare le trame offensive più interessanti, ancora con Petrullo. Questa volta il suo tiro di mancino aveva lasciato di sasso Vitale, ma c'entra solo il legno. Ancora Ladrano in avanti, questa volta il tentativo dalla distanza è del proprio numero 8 Gallo, non riesce a centrare lo specchio della porta. Sempre Ladrano in avanti, ancora con un traversone, le seconde palle sono tutti dei biancazzurri. Il tentativo però di Spitalieri è sballato col mancino. Passano 30 minuti sul cronometro per farsi vivi dalle parti di Tarascio per i leoni rossoneri, che qui con Minissale mettono dentro questo pallone. Taglia sul primo palo Lo Giudice, che però di testa non riesce a dare precisione al suo tentativo. Ladrano che ancora riesce a calamitare questi palloni vaganti, e sempre con Spitalieri però spedisce alto. Ci hanno provato con queste soluzioni alla distanza i ragazzi di Mister Cataffo, che ora scaraventano dentro un pallone, sempre danza al limite dell'area. Questa volta è Giuffrida, impreciso. Continua però a macinare il gioco la formazione etnea, qui con Mascali che ha avuto una clamorosa occasione, il suo diagonale si spegne però largo alla destra della porta difesa da Vitale. L'ultima occasione del primo tempo è questo calcio d'angolo per il Pistulina. Sul secondo palo a svettare è Kiglen. Arriva però di lì a poco il duplice fischio del direttore di gara Franzò di Siracusa, che manda le due squadre a riposo dopo una prima scialba frazione di gioco. Torneranno in campo con gli stessi 22 le due squadre. Vediamo se ora il Pistulina saprà reagire a un primo tempo che ha visto il pallino del gioco nelle mani della formazione etnea. Ci prova ancora con questi calci piazzati, è Minissale che prova a pescare il jolly, ma termina alto il suo destro a giro. Dall'altro lato sono sempre le soluzioni alla distanza, quelle preferite alla formazione etnea. Il destro però del neoentrato Garrasi non crea pericoli dalle parti di Vitale. Dall'altro lato è Lo Giudice, che quest'oggi non è riuscito ad accendere la luce, che ci ha provato con questo tentativo mancino totalmente sballato. Ancora calcio di punizione, solito gioco delle coppie in area. Quando c'è un giocatore del Pistulina a terra però viene decretato un calcio d'angolo al direttore di gara Franzò. Alla battuta dello stesso va Minissale direttamente in porta, trova però i pronti riflessi di Tarascio, che smanaccia in corner. Ladrano che si riaffaccia in avanti sempre con queste soluzioni alla distanza, e ancora una volta il tentativo si risulta velletario da parte di Gallo. Qui però episodio importante per il Pistulina, con Garte che riesce a girarsi, calciare verso la porta avversaria. Il suo destro a giro però è un gioco da ragazzi per Tarascio. Qui bella sventagliata di Ardiri dall'altro lato per Lo Giudice, che punta il diretto avversario, va col diagonale direttamente in bocca a Tarascio. Comincia però ad alzare i giri dei propri attacchi il Pistulina quando opera il primo cambio Mister Raciti con Saglimbene, che entra al posto di Garte. Di lì a poco arriverà un episodio chiave per la gara. Viene atterrato infatti Ancione da Spitaleri, non ha dubbi il direttore di gara Franzò, che indica la massima punizione. Resta qualche dubbio dal nostro rallenti. Sul punto di battuta si presenta Pasquale Minissale a tu per tu con Tarascio, all'occasione di firmare il secondo gol stagionale, ma si infrange sul palo la sua speranza e anche quella di tutto il Pistulina. Resta 0-0 il parziale, clamorosa occasione per i rossoneri, che di là a poco cercheranno un alto calcio di rigore. Questa volta viene sanzionata
una simulazione nei confronti di Saglimbene. Si beccherà anche il cartellino giallo quando Ladrano però ha una buona occasione all'altro lato con questa girata di testa sempre del proprio numero 9 Petrullo. Pistunina che però dall'altro lato avrà una clamorosa occasione proprio sul fine di gara. Regalo di Tarascio, sbaglia il controllo Ancione. Momento horror della partita, quando il Pistunina però ha un altro calcio d'angolo, sempre Minissale dentro, la palla resta al limite, ci prova lo giudice, la coordinazione era precaria, il tiro risulta velleitario. Siamo nei minuti di recupero quando però i Leoni Rossoneri hanno questa buona occasione affidata al mancino di Ardiri che va sulla barriera ma trova uno splendido intervento di Tarascio che si rifà dell'errore precedente e manda il pallone in corner spegnendo le speranze del Pistunina. Terminerà infatti così la gara. Arriva il triplice fischio del signor Franzò Siracusa e game over al Garden Sport. Non si fanno male le due squadre, un punto a testa, Pistunina 0, Adrano Calcio 0. Allora anche per quest'oggi, augurandoci una lieta visione, non resta che ringraziarvi. Da Claudio Costanzo è tutto, un saluto e al prossimo servizio.